Buon pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura l'operazione odierna della Finanza di Catania che ha fatto luce su presunte truffe sui carburanti, disponendo misure cautelari reali per un valore di circa 25 milioni di euro nei confronti di 8 società, 2 ditte individuali e 13 indagati. Questi sono ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici, nonché di infedele dichiarazione dei redditi, emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione dei redditi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto. L'attività ha visto coinvolte le province di Catania, Palermo, Enna, Catanzaro e Reggio Calabria. E ancora un sequestro di beni, questa volta per un valore di circa 20 milioni di euro, è operato dalla Direzione Investigativa Antimafia. Nel mirino l'imprenditore Marco Campione, attivo in diversi settori economici e che è stato leader nella governance della società di gestione della rete idrica di Agrigento, la Girgenti Acque. Il sequestro ha interessato 2 società, compreso capitale sociale, intero compendio aziendale e relative partecipazioni in altre 6 società, tra cui quella che in precedenza gestiva il servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento. È morta a distanza di alcuni giorni la 74enne precipitata dal balcone della propria abitazione a Naro. La donna, che era stata immediatamente soccorsa e trasportata nell'Isoccorso a Caltanissette, è deceduta in ospedale. Tutta la città è sotto shock per la tragedia. Sembrerebbe che la donna soffrisse di crisi depressive e in preda allo sconforto avrebbe deciso di farla finita. Una spiacevole vicenda ha coinvolto invece un'altra anziana di 78 anni investita da un ciclista. Il fatto è accaduto a Palermo, precisamente in Corso Imperatore Federico, dove la vittima pare stesse attraversando la strada quando è stata colpita sbattendo la testa in modo violento. La malcapitata è stata ricoverata in coma farmacologico al Trauma Center di Villa Sofia con la prognosi che resta momentaneamente riservata. È tutto per questa edizione, vi aspetto con nuovi aggiornamenti nel TG delle 18. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.